Il sostenimento alle comunità noi lo facciamo in vari modi, lo facciamo con dei progetti che partono dalle charity, perché comunque per noi è fondamentale sostenere tutti i progetti di beneficenza, quindi a livello sia generale come regione, ma a livello anche molto capillare come comune o come provincia, perché secondo noi anche non dobbiamo solo aiutare con donazioni, diciamo, i gruppi più importanti, ma anche le piccole realtà che possono fare del bene anche a piccole comunità. E seconda cosa, una cosa molto importante è stato il focus su pandemia. Noi ricordiamoci tutto quello che abbiamo fatto sia all'inizio proprio a Uganeo, dove siamo stati tra i primi a essere presenti con un nostro camion per dare un aiuto reale a quella comunità, ma anche con quello che abbiamo fatto con il sostegno all'ospedale di Schiavonia a Este, con quello che abbiamo fatto con la donazione delle mascherine alla Regione Veneto, quindi con tutto quello che si è fatto anche in questi 2 anni, diciamo, di pandemia. Il sostegno alle comunità lo facciamo infine anche con quello che è stato sia a Venezia che anche con la tempesta Vaia, quindi tutto quello che c'è stato a livello nostro siamo riusciti a donare alcuni fondi per aiutare sia nel caso di Venezia quando c'è stata l'acqua alta sono stati raccolti 60.000 euro consegnati al Comune di Venezia e invece altri 60.000 euro sono stati che dopo noi abbiamo arrotondato a 100.000 euro per la tempesta Vaia.